Bentrovati, nuovo appuntamento, la stagione del ciclismo è già iniziata, noi iniziamo proprio da questa puntata con l'approfondimento su tutto ciò che sta attorno al ciclismo regionale, ne parliamo assieme a me, Marco Angileri, con un grande specialista che condurrà questa serie di puntate assieme a me, Marco Floreani. Allora, una bella idea la nostra, continuiamo dopo l'esperimento dello scorso anno, è andato tutto bene, c'è stato un bel riscontro, perciò la passione per il ciclismo c'è, con tutte le sfaccettature, poi parleremo anche di tante varie discipline. Siamo qua a Telefriuli, vicino al mondo del ciclismo. Sì, Telefriuli è sempre vicino al mondo del ciclismo, la buona riuscita di quella prova che avevamo fatto poco tempo fa ha dato buon risultato, ci hanno chiesto di riproporre questi speciali sul mondo del ciclismo, siamo qua a iniziare questa nuova serie di puntate. Con noi ospiti abbiamo Cristian Muro, team manager della Libertas Ceresetto, ci sono anche i ragazzi in studio, un benvenuto a lui, anche un ex pro e ancora uno delle grandi speranze del ciclismo regionale, sto parlando di Mattia Pezzarini del Danieli 1914 Cycling Team, e poi parleremo di un altro sport, sempre nel ciclismo, chiaramente mountain bike assieme a Franco Brussolo della SD Reaction. Prima però cosa aggiungere, se no che abbiamo anche il team Danieli, cioè i ragazzi diciamo qua in studio anche. Sì, abbiamo qui ospiti appunto nel parterre gli atleti juniores del appunto Cycling Team Danieli e quelli del Ceresetto. C'è un gruppo di esordienti, un gruppo di allievi che si stanno ben misurando nelle competizioni quest'anno durante la stagione agonistica. Sembra che Cristian Muro abbia fretta, chiama un ex professionista, ex Lampre, fretta perché c'è un appuntamento che lo attende, vero? Sì, sono impegnati nei campionati italiani giovanili a Pordenone, al velodromo di Pordenone, e chiaramente hanno tra un paio d'ore hanno le prime gare, e per cui andiamo subito a chiedere qualcosa al team manager di questo affollato team che si è un po' rinnovato negli ultimi anni, e grazie appunto a Cristian Muro che è riuscito a ricreare quell'atmosfera, quello stimolo, quella condizione giusta per poter partire. Eccoli qua, protagonisti di questa nuova stagione. Cristian, quali sono le aspettative di questo nuovo gruppo? Ma è un gruppo, diciamo, la Libertas Ceresetto è una squadra storica qua a Udine, ha 53 anni di storia, quindi stiamo parlando di una società che ha delle fondamenta importanti. Da 3 anni sono all'interno della squadra, abbiamo cercato di dare nuovo vigore, quest'anno abbiamo 43 iscritti in società, dalla categoria giovanissima alla categoria allievi. Qui presente abbiamo dei ragazzi della categoria esordiente e della categoria allievi. Speranze per questa gara di campionato? Manca pochissimo. Ma abbiamo sicuramente 2 atleti per quanto riguarda gli allievi in squadra, Gioele Polano e Nicolò Di Bernardo, che fanno anche parte già della rappresentativa regionale e sicuramente parteciperanno ai campionati italiani settimana prossima. Quindi sicuramente nell'inseguimento individuale con Gioele Polano e nell'americana con la coppia con Nicolò Di Bernardo penso che possiamo ben figurare. E nel quartetto, che chiaramente un po' è la prova principe, no? Perché dà un senso di team. Ma allora, nel quartetto quest'anno abbiamo inserito questi 2 forti secondi anni che abbiamo in squadra, cioè Gioele Polano e Nicolò Di Bernardo, affiancati a 2 primi anni, quindi questo penso che sia la cosa più bella. 2 grandi che possono dare quel più di esperienza e 2 primi anni che sono Petru e Caruzzi, che secondo me sono di ottime prospettive. C'è anche Mattia Pezzarini con noi, ci siamo lasciati un anno fa, che aveva la medaglia al collo, quella del 3° posto del campionato italiano Crona a San Vito, perciò in casa. Allora, stagione secondo te, quella di Pezzarini, team Danieli, come sta andando? Stagione che è un po' sottotono rispetto a quelle che erano le aspettative chiaramente per quest'anno. Purtroppo è stato vittima di alcuni infortuni e di alcune malattie che l'hanno un po' penalizzato. Ha fatto un ottimo 4° posto al campionato italiano cronometro, a 9 secondi soli dal vincitore. Il percorso l'ha penalizzato un po' perché lui non è un grande pilota, dovrebbe imparare da quelli della mountain bike a pilotare la bici nello stretto, per cui in un percorso molto tecnico ha perso quei 10 secondi che sarebbero serviti per poter vincere il campionato. Mattia però sei nel giro della nazionale, questo è importante. Beh, sicuramente questo fa molto onore a me e anche alla squadra. Ma quando è arrivata la chiamata di Cassani, come l'hai vissuta? Beh, diciamo, il primo momento ero molto emozionato, dopodiché con la testa ero già pronto, insomma, a lavorare, a dare il massimo. L'avventura continua come?
Ma adesso il 26 di luglio e il 27 sono impegnato negli italiani di pista a Pordenone insieme al quartetto friulano, che sarà composto anche da Nicola Venchiarutti. E dopodiché il giorno prima del 26 avremo l'inseguimento individuale dove appunto punto almeno a far podio. Però subito dopo cominci una preparazione particolare che è quella per l'Europeo che si correrà a Cannes, a Nizza, esattamente. Per cui lì come pensi di riuscire a... Ma sicuramente con l'aiuto tuo e anche di Alessio Michele cercheremo di ottenere il massimo e anche lì provare insomma, a entrare nella top 10, sarebbe una cosa molto buona. Esperienza sicuramente di altissimo livello, alla chiamata di Cassani non si può dire di no, perché poi ci potrebbe essere la prospettiva di un campionato del mondo che si correrà a Doha su un percorso tutto piatto, per cui chissà, chi lo sa, forse magari ti potremo vedere protagonista magari anche là, per cui in bocca al lupo, dacci dentro. E invece domenica stai fermo, vero? Sì. Perché appunto prepari l'italiano, sì. Va bene. Franco Brussolo con noi, parliamo anche di mountain bike, arrivi dalla Eliminator, una gara a Bibione che poi verrà replicata con una formula diversa, con la 6 ore sempre di mountain bike a Bibione, anche se tu sei un triatleta, chiaramente organizzi queste gare con dei grandi risultati a livello di partecipazione e di visibilità come quella di Bibione, vero Franco? Sì, perché la formula della 6 ore che proponiamo a Bibione, la gara è il 24 di settembre, è una formula non così diffusa e quindi ancora... Diciamo, gli atleti della mountain bike prediligono altre specialità, in questo caso si tratta di un giro di qualche chilometro da ripetere più volte e vince chi fa più giri naturalmente. Abbiamo riscontrato subito... Però 6 ore, spiegami, uno... sì, corre per 6 ore. Uno deve perciò riuscire a gestirsi nella maniera migliore, perché correre per 6 ore chiaramente deve conoscersi bene. Sì, perché bisogna dosare le forze, poi perché il percorso è fuori strada, non ci sono salite naturalmente perché si svolge a Bibione e quindi bisogna però faticare per 6 ore, spingere al massimo, non esagerare in partenza anche se ci si sente forti, insomma, perché dopo 6 ore la forza viene certamente a mancare. C'è la possibilità però anche di partecipare in squadra, è una grande festa in realtà, circa metà degli atleti fanno la gara da singoli per 6 ore e l'altra metà degli atleti invece sono a squadre fino a 4 e si danno il cambio liberamente a fine del giro quando vogliono. Ripeto, è una specialità che esiste da tanto, però non ci sono tantissime gare e quindi arrivare a circa 500 iscritti, che è quello che facciamo ormai un bel numero, 500 iscritti. Sì, è parecchio. Insomma. Ecco, lì esiste, come nell'Eliminator c'era la gara che si è appena svolta, lì c'erano chiaramente vincoli di partecipazione, una sessantina mi dicevi fuori. Sì, 64 perché la gara prevede un percorso brevissimo, si parte in 4, i primi 2 passano il turno, gli altri 2 vengono eliminati e quindi se ci sono troppi atleti ovviamente la gara dura troppo tempo, l'abbiamo fatta nel centro, insomma abbiamo bloccato delle strade e quindi a partire dal pomeriggio fino alla sera 64 atleti erano anche troppi, ne abbiamo accettati 79 giusto perché insomma c'erano delle squadre così che volevano partecipare ed è più una prova spettacolo in quel caso, anche se c'è un campionato italiano, ci sono insomma delle prove con titolo per questa specialità. Senti Franco, parlando di spettacolo, no? Abbiamo letto sui giornali che forse ci sarà una partecipazione di Peter Sagan, campione del mondo alle Olimpiadi a Rio di mountain bike. Cosa ne pensi? Tu che sei un Sagan non è che devo presentarlo io, è un atleta tutto tondo e che chance può avere per vincere? Le chance non lo so, anche perché a quei livelli lì insomma abbiamo dei ragazzi ma la specialità è diversa. Sì, è una specialità diversa, però dipende molto dagli impegni che decidono di avere nell'anno. Vediamo Nibali in questo momento, insomma, al Tour de France non sta facendo quello che ha fatto qualche settimana fa al Giro d'Italia. Non credo che sia diventato brocco di punto in bianco. È una questione anche di come si temporizzano gli appuntamenti. Sicuramente Sagan è uno di quelli a cui stare attenti. Ecco. Andiamo a conoscere i ragazzi della Pratic Cereseta. Allora, ecco qua, li abbiamo già microfonati, sono pronti. Andiamo un po' a presentare questi nostri ragazzi che saranno protagonisti, almeno lo immaginiamo, nel campionato italiano. Allora, tu ti chiami? Io sono Francesco Bulfoni. La tua specialità qual è? Io vado forte in salita e però in volata non vado. Tu sei un allievo? No, esordiente perciò secondo anno. Ecco, passiamo al collega, tu ti chiami? Mattaloni Alex. Allora, qual è il migliore a tuo avviso italiano nel ciclismo? Il tuo preferito? Nibali? Nibali. Sì, non hai avuto dubbi? Sì. Ti avvicini come caratteristiche a lui? Sì, la salita mi piace sicuramente. Ok, continuiamo ancora. Io sono Castellano Matteo. Sei pronto per la gara? Sì. Sì.
Grosso modo qual è la tua speranza? Di piazzarti come? Di qualificarmi e domani fare un buon risultato. Questo te lo auguriamo anche noi. Andiamo avanti con i tuoi compagni di squadra. Io sono Menazzi Francesco, Ancora allievi perciò. sì, allievo primo anno. Primo anno, allora com'è stato il cambio con questa Ma io ho esperienza iniziato a nuova? correre cioè, esordiente secondo anno, però verso la fine stagione, per cui questa qui è la mia prima stagione intera. Per cui sei le prime esperienze Sì. vere, cioè la prima stagione piena. sì, è la prima stagione seria. E con te anche il compagno di squadra che si chiama? Io sono Merlino Gabriele e faccio mountain bike. Mountain bike, perciò, specialità, sei insieme a tanti ciclisti su strada, immagino. E tu di Sagan cosa pensi allora? Che possa fare qualcosa? Sì. Beh, insomma, campionissimo. tenga alto l'onore della specialità, vero? Bene. Io sono Luca Ghisleri. Salita? No, misto dai, diciamo. Veloce. Un passista? Un Sì. passista. Ok. Andiamo avanti con un altro tuo Io sono compagno. Ridolfo Filippo e faccio mountain bike. Ecco, mountain bike anche te, sei partito da subito con la mountain bike oppure è stato un passo che hai fatto partendo diciamo dal ciclismo su strada? La prima mountain bike. Sempre mountain bike, Sì. un amore a prima vista. Sì. Andiamo avanti ancora, Io sono di Leonardo Davide. la specialità tua? Cerco di arrangiarmi un po' dove capita. Sì, non è che parliamo sono sempre su un gran strada. Il specialista. bruca un po' dappertutto. Bravo. Sotto c'è il presidente, anche Sì. ogni battuta glieli facciamo dire, anche perché effettivamente e poi anche un nome conosciuto. No, c'è un altro ragazzo che abbiamo dimenticato. L'abbiamo giustamente. dimenticato, era coperto. Sono Anche perché è Alessandro pieno di Ghisleri. medaglie, probabilmente voleva nascondere le medaglie che ha sulle ginocchia, ma fanno parte del mestiere, vero? Sì, Allora, Tu come ti sei? chiami? Alessandro Ghisleri. Specialista in salita? Sì, Abbiamo visto anche dal fisico molto leggero, perciò Abbiamo facilita. bisogno di scalatori, abbiamo bisogno di scalatori che ce ne sono pochi e per cui ben vengano questi ragazzi in queste specialità molto difficili. Presidente, eccolo qua. Presidente con un nome conosciuto. Andrea Cecchini, presidente sicuramente molto conosciuto nel mondo del ciclismo da una vita, prima come atleta, poi come funambolo giù dai tornanti. E poi Cecchini è un nome che ricorre nel ciclismo. Ah sì, Cecchini, abbiamo la Elena. Elena Cecchini, la nipote che è professionista. E che tra andrà l'altro è a Rio. prossima anche alle Olimpiadi, saranno 3 tra l'altro gli atleti regionali, c'è anche No, saranno Alessandro De Marchi. 4, perché abbiamo anche Braidot. C'è Braidot, Sì. certo, 3 tra pista e sì. su strada, poi c'è Tutte le Braidot, un specialità, altro sì, forte. assolutamente. La atleta conferma argentino. di De Marchi è stata una cosa ben gradita perché insomma, ultimamente non stava attraversando un periodo molto felice, qualche infortunio, l'esclusione dal Tour, l'avevano messo un po' così in apprensione, invece questa chiamata di Cassani bella notizia. ci conforta. È bello per il movimento regionale, vero Presidente Sì. Cecchini? Diciamo che noi abbiamo proprio il compito come società di base di cercare di avvicinare più ragazzi possibile, ragazzi e ragazze, perché parlavamo prima di Elena che non dimentichiamolo che prima di arrivare poi ad altre grandi squadre è passata attraverso il nucleo gioventù di Ceresetto e quindi è passata proprio per Ceresetto. No? Abbiamo proprio l'obiettivo, la finalità di avvicinare ragazzi e ragazze al ciclismo e di conseguenza poi di portarli, diciamo, crescere ed imparare questa disciplina sportiva molto dura ma molto affascinante per poi passarli alle squadre che gestiscono le categorie superiori, quelle agonistiche, quelle dell'UCI. Per cui noi siamo ben lieti che quest'anno, in questi ultimi anni, ci sia stata, come dire, nuova linfa nella nostra società, abbiamo avvicinato nuovi ragazzi anche di discipline diverse perché puntiamo molto alla multidisciplinarietà perché crediamo in questo e abbiamo visto come molti campioni poi vengono dal settore fuoristrada e per cui cerchiamo di lavorare in quella direzione. Grazie, è arrivato il momento della videoclip e prima di passare alla pubblicità noi ritorniamo con la seconda parte di questo FVG Cycling Videoclip. Oh my God!
Un elefante blu! È il nuovo Bricofer Arreana! Tutto per il fai da te. Ferramenta, giardinaggio, arredo bagno, reparto pet con uno spazio dedicato agli animali vivi e un grande centro edile, aperto dalle 7:30, dove entri col tuo mezzo, acquisti, carichi e paghi alla cassa Drive. Segui l'elefante blu di Bricofer. Le offerte sono valide anche nei punti vendita di Spilimbergo e Magnano in Riviera. Nuovo centro Bricofer, in via Nazionale Arreana. 8.000 metri quadri di convenienza. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Cycling, la seconda parte, cosa raccontiamo? Muro? Niente, volevo chiedere a Muro, a Christian, quanti di questi ragazzi pensi possano avere un futuro nelle categorie superiori e poi chiaramente magari proseguire la categoria negli under 23? Domanda difficile, capisco, però così, giusto per inquadrare un po', per capire un po' il valore degli atleti che hai in squadra. Io credo che il lavoro che abbiamo intrapreso 3 anni fa, con i primi esordienti che ho seguito, possano portare nell'arco di 3 anni a riuscire a portarli praticamente tutti alla categoria juniores. Dopo sicuramente il passaggio juniores e dilettanti, dove il ciclismo diventa, lo definirei un lavoro, diventa difficile fare una previsione adesso, però prepararli non solo fisicamente ma anche psicologicamente e mentalmente al lavoro che c'è da fare per essere un corridore, sono convinto che quei 7-8 che abbiamo in squadra possano riuscire a fare juniors tutti e 7-8. La tua esperienza come professionista, l'Ampre ma anche altre squadre, quanto ti serve in questo momento per capire realmente anche i più giovani, i giovanissimi, i ragazzi che sono alle prime esperienze? Non è facile molto spesso iniziare a dialogare e capire soprattutto quello che hanno dentro per esprimere il meglio. Credo che questa cosa mi stia aiutando tantissimo perché riesco, o quantomeno cerco di far capire non soltanto ai ragazzi ma soprattutto alle famiglie in quest'età, no? Che ci devono essere delle aspettative giuste per l'età in cui stanno correndo i ragazzi, quindi dare il giusto valore anche ai risultati che stanno ottenendo adesso. Devono capire che la strada è lunga, che le difficoltà sono tante, che è importante imparare nella gestione di tutti i giorni, non pensare di aver ottenuto il risultato e di essere arrivati, perché più si sale di categoria, più le difficoltà che loro sono obbligati ad affrontare sono tante, un infortunio, una malattia o un periodo dove tutto può andare storto non vuol dire che non si è corridori, quindi bisogna cercare in questo momento di formare il carattere dei ragazzi per poter affrontare difficoltà che sicuramente incontreranno nelle categorie più grandi. Bene, una domanda un po' tecnica adesso, visto che anche tu sei un tecnico, sei un meccanico di grido. La tecnologia quanto sta aiutando i ragazzi in questo momento, in questa nuova era di ciclismo? La tecnologia non mi sembra che stia aiutando tantissimo i ragazzi, perché come possiamo vedere nelle grandi corse ci sono sempre più cadute, quindi credo che bisognerebbe avere magari il coraggio di utilizzarla un po' di più la nuova tecnologia. Io ho provato i freni a disco per esempio, che nelle categorie professionistiche non stanno prendendo piede, o meglio vengono utilizzati un po' come prova, credo che possano essere una soluzione alle tante cadute.
tutti hanno ruote a profilo alto, ruote in carbonio e dopo non si frena velocemente o la frenata è improvvisa e si creano molte più cadute di prima. Abbiamo parlato di tecnica, qua c'è una Pinarello bolide che è proprio la bicicletta che deve accompagnare, gli auguriamo nei successi, il nostro Mattia Pezzarini, poi tenteremo anche di inquadrarla magari nei particolari. Allora Mattia, quanto è importante un mezzo, ma soprattutto farlo tuo, misura deve essere praticamente cucita su misura? Ma sicuramente c'è bisogno di un esperto che ti metta in bici, perché le misure sono molto importanti in questo caso. Anche le ruote, come possiamo vedere, che sono a razze davanti e dietro sono lenticolari, sono molto importanti perché aiutano diciamo, a raggiungere la massima velocità. Questa appunto è una bolide, una Pinarello, che secondo me è una delle bici, diciamo, migliori che hanno fatto in questo ambito. Rispetto a quello dello scorso anno, che tra l'altro abbiamo portato in studio, Marco, se ti ricordi. Sì, l'anno scorso avevamo una Trek che però era di livello inferiore, anche se la Trek comunque ha dei modelli altamente specialistici per per la crono. Quest'anno però abbiamo optato per questa perché è una bici della nazionale e a tutti gli atleti nazionali viene fornito un corredo anche di materiale tecnico per poter poi allenarsi. Mattia, europeo perciò, obiettivo potrebbe essere entrare nei primi 10, già da lì sarebbe un successo, immagino. Sì, sicuramente sì. Questo io spero, anzi, di entrare nei primi 10, anche perché potrebbe dare una svolta alla stagione che fino ad ora è andata abbastanza bene, come abbiamo detto, però poteva andare meglio. Ecco. Un po' avara di risultati, però non è andata male. Sì, un po' avara dei risultati, no? Diciamo, sì. Facciamo questa domanda anche al direttore sportivo, a Michele Alessio, che sta seguendo la squadra dall'inizio dell'anno, dalla preparazione invernale in su, per cui sicuramente è la persona giusta che può tirare una riga e dire quali sono i risultati ottenuti e quali erano invece le aspettative. Non è molto convinto di dare un giudizio critico verso Mattia Pezzarini? Mi aggancio a quello che ha detto Murro, è molto importante che i ragazzi capiscano che sono dei periodi difficili, periodi in cui tutto va storto anche alle volte, perché oltre all'infortunio poi si aggiunge un problema scolastico, si aggiunge mal di denti, c'è un'età un po' particolare in cui bisogna veramente stare molto vicino ai ragazzi, spesso più dal punto di vista psicologico che dal punto di vista atletico, che con gli allenamenti, con queste cose magari siamo arrivati ad un livello in cui è abbastanza semplice o non è così complicato come una volta capire dove siamo e cosa dobbiamo fare, spesso è difficile capire dove intervenire per dargli la mentalità, la grinta e la voglia di continuare a fare fatica. Anche se tu segui junior, perciò sì. Sono già più grandicelli, però di conseguenza... sono sempre ancora a scuola, c'è ancora la famiglia, sono dei ragazzini che hanno dai 16 ai 18 anni, quindi è un'età un po' particolare. Comunque, tornando ai risultati, abbiamo vinto 3 gare, il Gran Premio Bado Air, che è una gara importante in cui si faceva 1,5 km di sterrato, quindi anche una bella gara spettacolare. Poi abbiamo vinto la gara in casa a Corno di Rosazzo e abbiamo vinto 3 settimane fa il trofeo Fiaschi a Prato, che è una gara di livello nazionale e internazionale molto importante. Abbiamo vinta con una prova di grosso spessore da parte di tutta la squadra, infatti abbiamo fatto 1° e 10°. Beh, questo è un bel risultato anche per tutto il movimento regionale. Torniamo a parlare di mountain bike con il nostro Franco Brussolo. Allora, per chi volesse avere un'idea di partecipazione per quanto riguarda la gara di settembre, 6 ore non sono poche, ma come devi allenarsi soprattutto? A tuo avviso, qual è il consiglio che ti senti di dare, Franco? Beh, poi gli allenamenti sono sempre soggettivi, ogni fisico deve avere i propri, però insomma è una gara di fondo e quindi diciamo che si può partire semplicemente allungando i propri allenamenti, quindi uscire invece che a tutta per un paio d'orette, che è l'allenamento tipico del ciclista, insomma dell'amatore che troviamo per le strade, ecco che si può cercare di allungare un po' di più e fare anche un po' di tecnica, insomma fare qualche passaggio così un po' difficili proprio per riuscire a guidare bene la bicicletta, perché la mountain bike, a differenza della bici da corsa e ancor più queste da crono, non è dipendente, la velocità della bici non dipende soltanto dalla gamba, bisogna anche avere la tecnica, saperla guidare, indipendentemente poi dalle salite e dalle discese,
quasi un altro sport. Prima si diceva dei freni a disco, mi fa piacere ricordare che i freni a disco vengono dalla mountain bike, sono stati poi portati alla bici da corsa, o insomma si vedrà se il futuro dirà freni a disco. E anche la tecnologia incide invece nella sicurezza per le mountain bike, perché al di là degli ammortizzatori eccetera, ma il fatto di aver portato le ruote al diametro di 29 è per chi le ha provate, insomma c'è una differenza in termini di sicurezza. Adesso qua abbiamo Christian Muro che può dirci se da 29 da 27,5 che cosa va, insomma, però certamente la bici è molto più sicura e più guidabile, soprattutto più guidabile in discesa, perché però, avendo un raggio più ampio affronta meglio gli ostacoli, certo, ad ammortizzare, ad entrare nelle buche. Assolutamente. Senti, volevo farti una domanda invece che così siamo un po' ignoranti in campo noi. L'alimentazione per uno che fa mountain bike rispetto a uno che fa strada, che ha, lo sappiamo benissimo, un regime alimentare di un certo tipo, mangia 3 ore prima, voi come vi alimentate e soprattutto come vi alimentate in gara? Ma allora non c'è una differenza sostanziale nel tipo di alimentazione, poi io personalmente faccio gare molto lunghe e quindi l'alimentazione è fondamentale. Una gara breve è sempre importante l'alimentazione, perché ovviamente è la benzina che ci permette di alimentare il motore. Però nelle gare particolarmente lunghe come la nostra 6 ore l'alimentazione è decisiva. Sbagliare l'alimentazione vuol dire fermarsi sostanzialmente, o se non proprio fermarsi, soffrire per metà della gara. Anche in questo caso io non mi sento di dare dei consigli, nel senso che poi ognuno ha la propria ricetta. Certamente però non si può partire per una gara di 6 ore senza avere degli integratori che poi possono essere liquidi o solidi a seconda di dei problemi di digestione. Certamente per esempio una bicicletta come questa che ho qui di fronte non permette di mangiare, credo perlomeno, non permette di mangiare solidi, perché la posizione è avanzata, poi insomma, già è un problema di respirazione, figuriamoci di digestione. Quindi spesso si fa una via di mezzo, si mangiano gel e cose di questo genere. Diciamo che una regola, ecco, se proprio la vogliamo dare, è quella di alimentarsi ogni 30 minuti, 40 minuti con una razione di gel, e in teoria se si è fatto un buon carico prima di energie, diciamo così, di glicogeno, si riesce ad arrivare alla fine. Bene, quindi come praticamente chi fa endurance su strada poi alla fine. Non c'è una grande differenza. Benissimo. Siamo in titolo di coda, ormai al termine di questa prima puntata di FVG Cycling. Andiamo a ringraziare i nostri ospiti con cui abbiamo affrontato dei bellissimi argomenti, oltre che i nostri ragazzi del Ceresetto e del Daniele. Allora, grazie a Christian Murrod, team manager della Libertas Ceresetto, ha portato anche i suoi ragazzi. Poi c'è un ragazzo del Daniele Cycling Team, grande speranza per noi, il nostro Mattia Pezzarini. Con noi anche Franco Brussolo, abbiamo parlato sia dell'Eliminator che della 6 ore di mountain bike di Bibione. Un grazie anche ai nostri ragazzi in tribuna, sia quelli del Daniele Cycling Team che del Ceresetto, li abbiamo conosciuti nella prima parte del programma. L'appuntamento alla prossima settimana. Facciamo allora un grande in bocca al lupo per le gare che avranno questo pomeriggio già e al velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone. E bocca al lupo ragazzi. Alla prossima puntata, ciao!